Sono emozionato anch'io perché dopo tanto tempo siamo arrivati a questo risultato. Devo ringraziare tutti i miei collaboratori, tutti coloro che mi hanno dato fiducia per andare avanti, mi hanno aiutato, imprenditori di Portoviro, anche i miei datori di lavoro che mi hanno fatto iniziare un percorso che ha portato tanti frutti. E niente, io ho fatto questa cosa per me, per la mia famiglia, per questi ragazzi soprattutto, perché questa sarà la prima discoteca inclusiva in Italia. Bravo. Ringrazio soprattutto questa amministrazione che ha spinto tanto per superare tutti quei cavilli burocratici che oggi purtroppo in Italia affliggono molte imprese. Insomma, è un po' difficile investire, è un po' difficile produrre, è difficile produrre e secondo me gli imprenditori di buona volontà devono essere aiutati e tutte le amministrazioni da Roma, da Venezia, da Rovigo e Portoviro devono, e in parte lo fanno, aiutare chi investe. Investire nel Polesine, tanti dicono ma cosa investi? Invece secondo me se apro una discoteca a Treviso, aspetta che finisco, se apro una discoteca a Treviso o Padova ce ne sono già tante, quindi rovesciamo il ragionamento, dobbiamo investire qui che ancora c'è poco per riuscire a dimostrare quello che siamo capaci di fare, perché Portoviro ha una marcia in più, è gente che si è tirata su di maniche, ha costruito tanto e dobbiamo insegnare alle nuove generazioni che quello che c'è adesso è frutto di tanti sacrifici. Quando gli altri paesi, l'ho già detto, hanno una storia, Loreo, Adria, pluricentenaria, qui c'erano zanzare, palude e non c'era poco. Questo ha fatto sì che il popolo e la gente di Portoviro, per bisogno, per che ne so, rivalsa, è riuscita a costruire quello che adesso abbiamo. Quindi crediamoci sempre e andiamo avanti e le difficoltà si superano. Il lavoro dà sempre le soddisfazioni e tutte le risposte. Devo ringraziare tutti perché tutti fate parte direttamente o indirettamente della mia vita. E ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Io ringrazio Luca perché in questi 10-20 anni tanti ragazzi sono stati sulla nostra strada Romea per andare a Esolo, al Muretto, per andare ai Lidi e di sera tornavano a ore tarde con la Romea. E avere una discoteca qua dove i nostri ragazzi possono restare qua, possono divertirsi qua, è una cosa fantastica per tutta la nostra comunità. E quindi penso e ti dico grazie per questo, perché il party ci voleva, è parte integrante della nostra città. Quindi vederlo rinascere penso che siano tutti contenti. E quindi Luca, ti ringrazio veramente dal mio profondo del cuore, grazie per aver investito a Portoviro, grazie per aver fatto il party, non mi resta altro che dire viva il party, viva sempre e comunque Portoviro. Io aggiungo che questo è importante non solo per Portoviro, ma anche per tutti i comuni vicini, quindi anche per Voro, perché è la discoteca dove anche noi venivamo, anch'io sono venuta e anche i miei figli, portavo anche mia figlia di pomeriggio, ecco, e quindi al giorno d'oggi dove le discoteche nei territori mancano,
perché sappiamo che sono state chiuse negli ultimi decenni un po' dappertutto, e dove comunque la gente, la comunità ha bisogno di ritrovarsi, di aggregarsi e di fare festa, perché fare festa è importante, perché fare festa aiuta la quotidianità, aiuta a scacciare anche insomma, i pensieri quando non sono del tutto positivi e dà la forza per ripartire. Come ha detto lui, che in Italia non è facile rischiare, perché quando uno in Italia abbiamo anche un problema, abbiamo il problema delle dinastie che non portano avanti i lavori dei padri, perché è più facile accumulare, prendere soldi e poi magari andare alle Bahamas o andarsi a fare una vita in vacanza. Luca non è di queste persone, è una persona che si è messa in gioco, e aver coniugato business e inclusione è la cosa più bella, è la cosa che scalda il cuore e che scalda il cuore a tutti, vedere un imprenditore che si mette in gioco. Grazie Luca, grazie a tutti. Evviva! Viva! Sì.